È stata la finale regionale di Under 16 a consacrare l'ascesa del brunopremi.com, che vince, almeno per il momento, il trofeo più importante della brevissima storia societaria. Il Bruel Volley Bassano non ha ancora un anno, ma punta già a grandi traguardi. Andiamo con ordine. Il titolo regionale, innanzitutto, arriva grazie ad una vittoria ineccepibile per 3-1 sul San Donà. Abbiamo aspettato molto questo giorno, volevamo vedere dove riuscivamo a arrivare, siamo contentissimi di aver vinto questa finale e speriamo di andare molto più avanti e di raggiungere altri risultati. Dopo un primo set che siamo andate giù, siamo riusciti a salire su grazie al gruppo e all'amicizia. Adesso andiamo alle finali nazionali e speriamo di vincerle. Per Under 16 il successo più importante della stagione, quindi siamo partiti un po' poco convinti da stagione, però abbiamo finito bene e abbiamo fatto bene. Quindi questa vittoria conta anche a livello nazionale, perché adesso siamo primi in classifica come rating di cominciare il campionato nazionale. Questo era molto importante. Questo era uno dei nostri obiettivi, forse il principale, assieme all'approdo alle finali nazionali Under 16. Abbiamo ottenuto entrambi, quindi siamo molto soddisfatti, anche perché come primo anno di attività sicuramente non potevamo sperare di meglio. E Bassano si proporrà ora alle finali nazionali di Under 16 come prima classificata del Veneto e scenderà in campo con un obiettivo importante. Abbiamo l'obiettivo di Under 16 di vincere una medaglia, qualsiasi colore. Primo obiettivo, Under 18 di andare in finale, siamo andati. Adesso vediamo settimana dopo, di nuovo con San Donà, cosa riusciamo a fare. E dopo finale Under 18 e quindi abbiamo fatto tutto di più di quello che abbiamo aspettato. La Service Med San Donà, che esce sconfitta, andrà alle finali nazionali, anche se da seconda del Veneto. È stata una finale un po' combattuta, però non siamo riusciti a tenere la continuità che di solito abbiamo. Poi alcuni attaccanti andavamo, poi c'erano dei problemi, la ricezione, il palleggio, cioè è stato tutto insieme di cose. Alla fine non erano gli avversari perché sono stati bravi. Loro hanno giocato molto meglio di noi, soprattutto ci hanno tenuto a muro per quello che potevano e per quello che dovevano, fatto loro. Noi in certe circostanze non siamo riusciti mai a passare senza avere un'alternativa valida e dopo hanno difeso qualcosa meglio di noi altri. Noi abbiamo difeso poco, non avendo un muro all'altezza della situazione. Chiaramente poi la difesa si sfalda e non puoi giocare senza queste due situazioni muro-difesa. E quindi la partita è andata meritatissima, ha giocato meglio di noi, quindi niente da dire. La finale regionale del Veneto, parlando di livello tecnico, è poco distante da una finale scudetto. Per Giuseppe Giannetti però c'è ancora molto, forse troppo, su cui lavorare. Penso che non siamo all'altezza di una finale scudetto, almeno attualmente. Potremo giocare una partita e poter sperare di vincerla se tutti gli attaccanti, perlomeno di palla alta, giocassero bene, ecco, non sbagliassero come hanno sbagliato, perché hanno sbagliato all'inizio del set, hanno sbagliato molto, poi in certe circostanze non riuscivano a cambiare palla, prendevano murato e tiravano la palla contro rete, quindi almeno noi non credo che siamo da finale scudetto, potremo giocarci attorno alla quarta posizione o giù di lì. Abbiamo due squadre che sono al top della pallavolo veneta e credo che entrambe figureranno molto bene nella fase nazionale. Più Sport & Volley, tutto per il volley e beach volley. Competenza, esperienza, convenienza. Per atleti e società sportive, Più Sport & Volley lo trovi a Padova, in via Tiziano Aspetti, a Vicenza in via Nicolò Vicentino e a Verona in via Giulio Camuzzoni.